La decisione sulle manifestazioni no pass dovrebbe arrivare martedì. Il prefetto Raffaele Grassi ha ascoltato durante il Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblico del mercoledì il direttore generale dell'USL 6 Paolo Fortuna e la responsabile del servizio di igiene pubblica Ivana Simoncello. Alla luce del trend in aumento dei contagi nella provincia di Padova si potrebbe arrivare anche allo stop. Il prefetto, dopo aver ascoltato i numeri riportati dai vertici dell'azienda sociosanitaria Ogania, si è preso alcuni giorni per valutare le strategie da mettere in campo. Da luglio sono stati ben 17 i cortei organizzati dal movimento Veneto No Green Pass e in questi ultimi giorni, nonostante l'aumento dei casi di Covid, gli organizzatori hanno manifestato anche martedì sera e lo vogliono fare stasera e anche sabato. Al COSP era presente anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, e l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina. 3 manifestazioni in una settimana cominciano ad essere troppe, onestamente. E quindi il compito del sindaco è sicuramente quello di tutelare la sicurezza sanitaria di tutti i cittadini e se ci dovessero essere delle situazioni in cui i contagi aumentano anche con riferimento a queste manifestazioni, è logico che questo è un problema che dobbiamo affrontare. Anche per i prossimi cortei no pass si cercherà di mediare sul percorso al fine di tutelare le attività commerciali del centro storico, ma solo per martedì 9 novembre si arriverà alla decisione sulla sospensione o meno della manifestazione per salvaguardare la sanità pubblica. Siamo preoccupati perché non vogliamo che da qui a chissà quando ci possano essere 3 manifestazioni alla settimana, perché questo andrebbe a incidere veramente sulla tranquillità dei cittadini, ma la prima cosa che ci dobbiamo preoccupare è quella della sicurezza sanitaria.